Ciao, in questo video ti porto con me alla scoperta del lago Gurrida. Il lago Gurrida è raggiungibile in automobile percorrendo la strada statale 120 e ci si arriva attraversando in auto un cementificio. Come potete vedere dalle immagini abbiamo attraversato questo cantiere per arrivare a questa strada, che poi ci porta direttamente all'ingresso dell'azienda agricola Gurrida. È proprio dietro questo casolare in costruzione rosa. Una volta arrivati, parcheggiamo l'auto fuori dal cancello e ci dirigiamo verso l'ingresso. Il lago è all'interno di una proprietà privata, appunto l'azienda Gurrida. Una volta entrati, la signora proprietaria ci indica il sentiero per costeggiare il lago ed arrivare alla piccola spiaggetta dove ci sistemeremo per fare il picnic. Questo posto ha qualcosa di magico perché è ricco di vigneti storici voluti dall'ammiraglio Nelson nei primi dell'Ottocento e che in inverno le piene del fiume Flascio causano l'esondazione del lago che sommerge tutto il vigneto. Ciononostante, le piantine, il vigneto continua comunque a produrre uva. Strano ma vero. Questi vigneti si possono ammirare durante tutta la passeggiata che costeggia il lago, una camminata di circa 15 minuti, facilmente percorribile anche con bambini e noi avevamo anche un passeggino, quindi problemi di passeggini non ce ne sono, ci si può arrivare tranquillamente anche con il passeggino. Il miglior punto dove stazionare vista lago è un piccolo spiazzo, una spiaggetta, chiamiamola così. Noi ci siamo messi lì per fare il nostro picnic vista lago e ovviamente mamma Etna sempre sullo sfondo. Però il resto della costa del lago era tutta piena di queste piante acquatiche che comunque erano talmente alte che ti coprivano la visuale, quindi se devi andare lì ti consiglio di andare presto così da trovare quello spazietto libero. Si vede adesso in questo periodo perché c'è proprio il tronco di un albero abbastanza immerso nel lago che ora ti farò vedere. Ovviamente non è consentito accendere fuochi, però è consentito il pranzo a sacco. I bambini si divertono a scoprire le rane, i girini, e a giocare anche con la terra, gli scavatori, ai piedi degli alberi. Ci sono anche disposti per tutta la circonferenza anche tanti cestini per la spazzatura. Dov'è la rana? Ce n'è. Sì. Ma no! No, ma escono, ma sono degli anfibi giù, anche quelli all'acqua stanno.
Eh sì, Vabbè, se se scendi vieni ce qua n'è ci sono un i sacco. girini. Piano. Andiamo in quell'ultimo scalino e siamo arrivati. Wow! Guarda che bello! C'è la possibilità all'interno di questa azienda di degustare i loro prodotti. Ti consiglio di chiamare prima i proprietari, che sono veramente gentili e disponibili. Nell'info box ti lascio sia il numero di telefono che la loro pagina Facebook, e addirittura in questo particolare periodo di Covid lasciano l'ingresso libero. Solitamente invece l'ingresso si paga ed è di 5 euro. Da Catania si può arrivare direttamente all'azienda Gurrida con la Circumvetnea, con una fermata a richiesta. La chicca della giornata è stata scoprire questa fantastica invenzione, la macchina per il caffè da viaggio. Praticamente si collega in auto, si mette l'acqua, quella che serve per un caffè, la cialda. Noi abbiamo usato le cialde del caffè Borbone, infatti abbiamo ripiegato un pochino la linguetta per far aderire meglio, e poi praticamente dopo 3 minuti, una volta che l'acqua è arrivata a temperatura, è uscito il caffè. Bellissima questa cosa è stata, non me la immaginavo. Infatti, se ti può interessare questa, nell'info box troverai il link per acquistare la macchina da caffè da viaggio. Devi aspettare che quella lancetta arriva alla fine? Mentre prepariamo il caffè, ne approfitto per ringraziarti per aver guardato il video. Se ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un pollice in su e iscriverti al mio canale per rimanere sempre aggiornato. Fammi sapere tra i commenti se conoscevi già questo posto, questo lago, se hai altre domande a riguardo, me le vuoi fare, puoi anche scrivermi qui nei commenti, sarò felice di risponderti. Alla prossima, ciao!